con fine maggio inizieremo con lo sport. Qui ho proprio tra le mani la bozza del programma. Avremo Don Claudio Pagarini, consulente nazionale del Centro Sportivo Italiano, che verrà a incontrare gli sportivi che sono riuniti a migliaia in quei giorni qui a Bibione. L'estate, precisiamo, parlerà di educare alla carità. Abbiamo chiuso così la trilogia: educarsi alla verità 2 anni fa, educarsi alla libertà lo scorso anno, quest'anno educarsi alla carità. Il cuore dell'intervento dunque è dedicato al tema della carità, declinato in questi 3 aspetti della vita. Educarsi dunque allo sport. A fine maggio avremo un convegno sul valore e il rapporto tra parrocchie e istituzioni dedicato al turismo. Avremo quindi Don Mario Lusek, direttore nazionale dell'ufficio di pastorale del tempo libero del turismo della CEI. Avremo con noi l'assessore al turismo della regione Veneto Marino Finozzi e coordinerà la tavola rotonda il dottor Giuseppe Matarazzo, curatore della pagina di Avvenire dedicata al turismo e all'economia. Questo per indicare: vogliamo riflettere insieme, non solo vivere il turismo, ma anche riflettere per poter guardare con più serenità e anche più competenza alle sfide che ci attendono. Avremo con noi poi i primi di giugno Pietro Sarubbi, il Barabba del film The Passion. Parlerà anche lui della sua testimonianza, dove attraverso quel film lui non credente si è convertito e ora vive la gioia della testimonianza cristiana. Quindi il film quale cortile dei gentili, che ha permesso a Pietro Sarubbi di incontrare Cristo e oggi di testimoniarlo. Una particolarità di quest'anno: avremo ben 7 spettacoli teatrali che abbiamo attinto dal deposito dell'esperienza della Conferenza Episcopale Italiana Teatri del Sacro. 7 spettacoli di un grande levatura, basti pensare a Lucilla Giagnoli, La Punzio, spettacoli dunque attraverso i quali desideriamo veramente mostrare la qualità dell'arte, ma anche della riflessione e del divertimento. Avremo con noi ancora Suor Roberta Vinerva a parlare del rapporto tra Eros e Agape. Avremo con noi Suor Agnese Quadrio delle Suore della Carità di Maria Bambina a parlare del valore della carità quale via di santità personale. Avremo con noi ancora Savino Pezzotta a parlare di carità politica. Avremo con noi il direttore di Avvenire Marco Tarquinio insieme al Don Bruno Cescon, direttore del settimanale diocesano, e di Francesco Zanotti, presidente dei settimanali cattolici italiani. Ancora avremo con noi il vescovo emerito Monsignor Vidio Poletto, che verrà a parlarci della Casa per la Vita inaugurata a Pordenone per le ragazze madri, e con lui Giancarlo Loredana e Alessandro Pivetta, fondatori della Casa dei Risvegli, sezione di Pordenone. Quindi inizio e fine vita. Don't let me drown, let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem. In agosto avremo con noi Simona Astori, la ballerina senza braccia, e lei porterà la gioia della danza e della testimonianza. Tante occasioni dunque per riflettere sui vari ambiti della carità, senza dimenticare che proprio ieri è arrivata la conferma che avremo con noi anche il consulente nazionale per la promozione della Caritas italiana, per parlare proprio dell'opera della Chiesa nella carità. Capiamo bene dunque che il calendario è particolarmente ricco e vario.